La sfogliatella, il segreto di un convento. La sfogliatella nasce nel Seicento in un monastero della costiera amalfitana. Si racconta che una suora, per non sprecare del semolino cotto nel latte, lo mescolò con ricotta e zucchero, racchiuse il ripieno in una pasta sottile e lo infornò. Nacque così la prima sfogliatella. Nel tempo la ricetta arrivò a Napoli, dove venne perfezionata dai pasticceri. Nascono due versioni: riccia, con strati sottilissimi e croccanti; frolla, più morbida e compatta. La riccia è la più complessa. La sua lavorazione richiede pazienza estrema, con strati arrotolati che in cottura si aprono come conchiglie. Il nome stesso richiama le foglie, gli strati sovrapposti. Un dolce nato nel silenzio di un convento, diventato simbolo rumoroso della città. Il babà, dalla Polonia a Napoli. Il babà non nasce a Napoli. Le sue origini risalgono al XVIII secolo, alla corte del re Stanislao Leszczyński, sovrano polacco in esilio in Francia. Si racconta che il re trovasse troppo secco il tradizionale Kugelhupf e chiese che venisse bagnato con un liquore. Nacque così un dolce imbevuto, più morbido e profumato. Arrivato in Francia, il babà si trasformò. Venne raffinato dai pasticceri parigini, che lo resero più elegante e leggero. Ma è a Napoli che il babà diventa leggenda. Nel XIX secolo i pasticceri napoletani lo adottano e lo reinterpretano. Impasto più soffice, lunga lievitazione, bagno generoso nel rum. Il dolce cambia anima, diventa simbolo della città. Oggi il babà non è solo un dessert, è un'espressione tipica napoletana. Sinu babà significa sei una cosa meravigliosa, un dolce nato tra le corti europee, diventato icona del Sud.